Iniziamo la preparazione dei pavassinos de sapa. Sono i pavassini classici con la sapa e quindi iniziamo subito con tostare la frutta secca. Questa che utilizzeremo è la ricetta di Lisa in cucina, che ringrazio per avermela passata. Cominciamo con le mandorle: 100 g di mandorle, 100 g di grigli di noce e 100 g di noccioline. Queste sono già tostate, quindi non c'è bisogno, mentre queste andiamo a tostarle. Ci servirà poi 125 g di sapa che abbiamo già messo qui, mescolata con 150 g di uvetta sultanina. Lasciamola così almeno un'ora, facciamo un'ora e mezzo, in modo che si ammorbidisca e prenda bene il sapore della sapa. Ecco la nostra frutta secca tostata, non esagerate, mi raccomando, non deve essere bruciata, e quindi le diamo un giro di mixer con un blender, ma senza ridurla troppo in polvere, dovete semplicemente sbriciolarla un pochino. Sistemiamo nel blender e diamo qualche colpetto. Questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Come vedete ci sono ancora dei pezzettoni, magari si può ancora rendere un po' più fina, ma così secondo me già va bene. Grattugiamo un'arancia e un limone, facciamo fare a lei il lavoro sporco. Ora in un recipiente abbastanza ampio mettiamo la farina setacciata, le 3 uova, i 200 g di zucchero, la scorza dell'arancia e del limone, la vanillina e il lievito setacciati. Quindi aggiungiamo adesso anche lo strutto che abbiamo tenuto a temperatura ambiente e cominciamo a lavorare. Lavoriamo per bene l'impasto. Passate poi alle mani, il risultato che otterrete sarà un composto sabbioso che è simile a quello dei pavassini classici, però qua la parte liquida verrà fornita dalla sapa e non dal latte come in quel caso. Aggiungiamo quindi la frutta secca, la saporita. Quanto? Una bustina. Ce ne volevano 2 grammi, 5 grammi, quanti No, sono? sono 4 grammi questi, Ah. va bene. E poi un pizzico di cannella. Così. Amalgama. E poi aggiungiamo anche l'uva sultanina. Te la metto adesso? Sì. Tutto. Ecco qua il risultato. L'impasto è un po' appiccicoso. Ma ancora da amalgamare? Sì, è ancora da amalgamare. Comunque non preoccupatevi perché è normale. Ecco il nostro impasto. A questo punto ricopriamo con della pellicola trasparente e quindi lasciamo in frigorifero riposare per almeno mezz'ora. Per la decorazione tiriamo fuori Montpariglia, Codette, tutto quello che avete, più colorato possibile perché queste vanno colorate o comunque molto appariscenti. Per quanto riguarda la teglia, una teglia così, abbastanza grande, foderata di carta forno chiaramente. Questo è lo stampo classico che si utilizza per questi dolci, e per la glassa utilizzeremo un albume, circa 120-140 grammi di zucchero a velo e una glassa reale molto molto densa. Passata la mezz'ora, cospargiamo con abbondante farina il piano da lavoro, quindi andiamo a recuperare dei pezzi di impasto, stendiamo con il mattarello, anche il mattarello mi raccomando infarinatelo, e quindi ricaviamo una sfoglia e dalla sfoglia le nostre formine. L'impasto è appiccicoso, quindi forse lei dice non tanto, io non l'ho toccato ancora. Quindi è uscito facile. Molto bene. Bene. Lo spessore? Lo spessore io direi di fare 1 centimetro, che dici? Sì. Sì. Non hai manco acceso il forno? No, non ancora. Adesso lo accendo. Tieni questo, ricava le forme. Vedi? Sì, sì, cosa sì. facciamo? Vabbè, al limite si possono anche... Usiamo il coltello. Sì, così, infatti, così, eventualmente si fa cosa, oppure con le forbici la puoi rifilare. Poi le forbici? Più comodo. Ma non fa nulla anche se sporge, dai, non è un problema.
Continuiamo così fino a esaurire tutto il nostro impasto e quindi andiamo in forno. Forno ventilato, calore dal basso, circa 175-180 gradi per una ventina di minuti. Ecco i papassini appena usciti dal forno. Adesso andiamo a preparare la glassa, come vi ho detto, recipiente, circa 140 grammi di zucchero a velo e poi un albume. Montiamo tutto per bene, montiamo prima l'albume. Quando è bello fermo a neve aggiungiamo anche lo zucchero a velo e continuiamo a montare finché non si crea, non si scioglierà tutto lo zucchero e avremo una sorta di meringa. Qui abbiamo montato, come vedete, l'albume a neve, abbiamo aggiunto lo zucchero e abbiamo montato fino ad avere questa consistenza. Come vedete deve essere molto fluido, ma densissimo, perché più lo fate denso meno tempo ci mette ad asciugare, altrimenti vi fa penare per un paio di giorni, quindi seguite queste dosi. Ora muniamoci di pennello, prendiamo un po' di impasto, facciamo la decorazione e continuiamo così per tutti quanti. Fatelo quando sono ancora un po' tiepidi, così si asciuga ancora più in fretta. Appena finite di passare la glassa, subito la decorazione così si attacca. Ecco qui il risultato, poi li metteremo in un piatto di servizio e faremo una foto decente, ma questo è il tipo di decorazione che potete realizzare, così tutta colorata, ed è quella più tradizionale, oppure potete fare quella un po' più elegante, che va tanto di moda ultimamente, con solo bianco e argento. In ogni caso sono bellissimi. Ed ecco i nostri papassini pronti. Che meritano solo di essere assaggiati. Andiamo all'assaggio. Faccio vedere anche l'interno. Guardate come sono ricchi di frutta secca. Assaggiamo. Sono buonissimi, sono friabilissimi, provateli e fatemi sapere cosa ne pensate. Buon appetito!